Davide Previati, direttore tecnico di Asipo, l'associazione di produttori ortofrutticoli con forte specializzazione sul pomodoro da industria. Un'annata che così un po' anomala, quindi inverno molto caldo e con un colpo di coda dell'inverno a fine marzo che in parte forse condiziona i prossimi trapianti del pomodoro. Ecco, come sta andando la situazione appunto dei trapianti e delle superfici che sono previste magari di essere messe a dimora? Per quanto riguarda le superfici, si è appena concluso il contratto d'area in cui si sono pianificate le superfici per il 2020. In linea di massima ricalcano quelle dell'anno scorso, se non per qualche ettaro in più. Questo però in fase di pianificazione. È chiaro che adesso con questi andamenti stagionali e con anche il problema del Covid-19 dovremo vedere se confermarle queste superfici, perché alcune problematiche che andremo ad avere in fase di trapianto, previste l'inizio dei lavori dalla prossima settimana, cioè la prima decade di aprile, potremo avere dei problemi sulla disponibilità di manodopera aziendale. Per Ecco, cui questo è un tema della manodopera che è ricorrente. Il fatto che ci sia questa limitazione dovuta all'emergenza sanitaria pone dei grossi interrogativi sul personale, poi che deve essere preposto in questo caso al trapianti, ma in generale nel mondo agricolo c'è questa preoccupazione. no, c'è. Nonostante che il comparto agricolo e le aziende agricole non si sono mai fermate, per ovvi motivi anche di lavoro in sicurezza, essendo quasi tutte le operazioni meccanizzate, per cui l'operatore lavora in autonomia, senza andare a contatto con nessuno. La prima fase in cui c'è il rischio di contatto tra il personale è proprio il trapianto. Non tanto sulla tecnica di trapianto grazie a trapiantatrici automatiche, per cui c'è un solo operatore e quindi sicuramente la fase di rischio di contatto è azzerata, ma in quelle ancora tradizionali ovviamente le distanze sono abbastanza ravvicinate. È chiaro che chi andrà ad operare su questi macchinari sarà formato, avranno i propri DPI, minimo le mascherine, i guanti e tutto quello che ne necessita, disinfettante eccetera, però c'è anche l'effetto paura della gente, paura del personale preposto, problematiche anche di recuperare manodopera specializzata europea, che di solito qualche azienda tramite varie agenzie si procurava della manodopera dei paesi dell'est, che adesso è tutto chiuso, tutto bloccato. E ripeto, e parliamo che fra 15 giorni si cominceranno a fare i primi trapianti. La stagione, tornando alla domanda iniziale, la stagione ad oggi ci ha permesso di preparare al meglio i terreni. È chiaro che un'analisi va fatta. Quello che dicevi tu inizialmente è corretto. Un inverno anomalo è già il secondo di fila, forse ancora più che l'anno scorso. Ricordiamoci i 20 gradi del mese di febbraio, di alcuni giorni di febbraio. Oggi stiamo avendo un ritorno di freddo che purtroppo per le zone romagnole e alte emiliane hanno creato dei danni esagerati sulle drupacee, però sul pomodoro da industria, dovendo ancora iniziare i trapianti, non abbiamo avuto dei grossi problemi. Nei vivai le piantine si stanno coltivando normalmente, fortunatamente non c'è stato nessun tipo di problema con la manodopera, per cui dovremmo rispettare il calendario di partenza. Ecco, in termini di superfici, c'è una percezione di quante migliaia di ettari nel distretto del pomodoro verranno comunque riconfermate al rosso da industria? Allora, come detto prima, per le informazioni che ho, parlando anche con i miei colleghi preposti, più o meno le superfici sono quelle dell'anno scorso, se non qualche punto percentuale in aumento, anche perché si è voluto, scusate il gioco di parole, controllare quello che è l'offerta, proprio per tenere tonico il mercato e non rischiare di affrontare un'annata con una sovrapproduzione che sarebbe devastante sia per il mercato
e quindi conseguentemente anche per la parte agricola. Adesso dovremo vedere se queste superfici saranno confermate, perché una piccola oscillazione dal pianificato al consuntivo c'è sempre stata, una riduzione del 2 massimo 3%. Ecco, la percezione o quantomeno quello che si avverte nell'area del distretto del pomodoro, a seguito anche dell'emergenza sanitaria e quindi dei consumi del prodotto trasformato. Ecco, ci sono delle oscillazioni che sono condizionate da questa situazione. C'è un meccanismo di compensazione che va in parte, no, a compensare questo calo del consumo che soprattutto a carico dell'Horeca. Allora, confermo quello che hai appena detto come analisi. Ovviamente le industrie che lavorano principalmente con la ristorazione stanno subendo una flessione importante nelle vendite, non solo col pomodoro dell'industria, ma tutta la gamma produttiva, perché la maggior parte della ristorazione ha chiuso già da 15 giorni or sono, e le previsioni sono comunque fino ad aprile che avranno queste chiusure, e quindi i quantitativi sono drasticamente calati. Per chi lavora a marca posso tranquillamente dire che non c'è nessuna deflessione, anche perché la gente in questi giorni corre a approvvigionarsi di prodotti da tenere in casa, per cui eventualmente, se una flessione ci dovrà essere, sarà successiva a questa emergenza. Superfici a biologico che negli ultimi anni hanno visto un piccolo incremento. Ecco, da questo punto di vista si può ipotizzare quanto prodotto bio verrà messo a dimora? Una bella domanda questa. Beh, un piccolo incremento non direi, abbiamo avuto un incremento del 20% negli ultimi anni. Quest'anno prevediamo un ulteriore aumento. Dire la percentuale di incremento oggi è difficile, perché rispetto al preventivato, il segmento del biologico è quello che avrà forse più problemi, perché è legato comunque contestualmente alla manodopera. La manodopera non solo in fase di trapianto, ma anche in gestione. Bene, grazie Previati di questo aggiornamento dal distretto del pomodoro. Poi insomma, ovviamente come tutto il mondo agricolo è legato a quello che farà il tempo in termini meteorologici. La prima ricetta proposta dagli AgriChef viene da Parma. Simone Basili è titolare di un'azienda vianticua che ci racconterà la sua proposta culinaria. Buongiorno, sono Simone, titolare dell'azienda agricola Agriturismo Vianticqua e faccio anche parte delle AgriChef della CIE Agricoltori Italiani. Oggi siamo qui per presentare una ricetta tipica della nostra provincia, la provincia di Parma, un piatto della domenica, un arrosto farcito che si chiama la Rosa di Parma. La ricetta originale della Rosa di Parma prevede l'utilizzo di filetto di manzo, circa 1 chilo, prosciutto di Parma tagliato a fette e scaglie di parmigiano reggiano. Oggi noi la facciamo con una rivisitazione utilizzando i prodotti della nostra azienda agricola, quindi utilizziamo un taglio di scamone aperto a libro della nostra carne nei nostri allevamenti, tosone che è il primo sale del parmigiano reggiano al posto delle scaglie e del culatello al posto del prosciutto crudo, culatello con una stagionatura di 24 mesi. Andiamo a comporre il nostro piatto, il nostro arrosto farcito. Prendiamo lo scamone che abbiamo precedentemente tagliato a libro, ci andiamo a dare una battuta per uniformare la superficie e per appiattirlo un attimino. Ecco, dopodiché prendiamo il culatello e ce lo stendiamo in modo uniforme. Dopodiché prendiamo il tosone e lo mettiamo a liste. Ecco qua, una volta
Fatta questa operazione lo arrotoliamo, benissimo, e lo andiamo a legare. Ne abbiamo preparate due di rose di Parma perché ho intenzione di farle cuocere tutte e due con due sistemi differenti di cottura, una nel metodo tradizionale passata nella padella antiaderente per una piccola rosolata e poi dopo finita in forno, mentre l'altra invece faremo una cosa un po' più sofisticata con una passata al barbecue, quindi su carboni di legna di ciliegio, e poi dopo una rifinitura su sottovuoto nella cottura a bagnomaria nei soft cooker. Prima di passare alle cotture ci diamo una salata superficiale, non li abbiamo salati dentro perché il culatello porta già la sua giusta quota di sapidità, quindi con del sale aromatizzato ci andiamo a dare una leggera passata. Ci siamo spostati nel reparto di cottura alla brace, come vedete la brace della nostra legna di ciliegia è pronta, allora andiamo ad adagiare sulla graticola la nostra rosa di Parma. Siamo arrivati alla fine della rosolatura, alla brace, il profumo è straordinario, ho fatto una bella crosticina e adesso passiamo alla seconda fase. Siamo allo step finale, la nostra rosa l'abbiamo messa sotto vuoto e adesso la andiamo a mettere nel soft cooker per la cottura a bassa temperatura sotto vuoto. Ho impostato una cottura di 56 gradi per 6 ore. Siamo tornati all'interno della nostra cucina, facciamo l'altro metodo di cottura, quello più tradizionale, quello che potete fare tranquillamente anche a casa, in una padella antiaderente. Adesso andremo a rosolare la nostra rosa di Parma con due spicchi d'aglio e un po' di rosmarino. Fuoco vivo e la facciamo rosolare per bene. Il nostro rosto è rosolato per bene, adesso passiamo alla seconda fase che è quella del forno che abbiamo già preriscaldato a 180 gradi e lo andiamo a infornare. Lo facciamo cuocere per 180 gradi per 15 minuti. Le cotture delle nostre rose di Parma sono ultimate, le abbiamo già tagliate, le abbiamo già impiattate, entrambe, sia quella con la cottura tradizionale in padella e al forno e sia quella con la cottura al barbecue e poi dopo finita su sottovuoto a bassa temperatura. Non ci rimane che augurarvi buon appetito e alla prossima!